Ragazzi, siamo alla resa dei conti. Anche Emirates è in difficoltà, ma sono fortissimi. Sono incredibili. Hanno una barca e un equipaggiamento devastante. Dobbiamo tentare It's Miracle. In un inglese sempre più inglesoso. C'è pochissimo vento e non mi favorisce sta cosa. Avranno sicuramente loro le priorità iniziali. Lo sapevo. Dobbiamo cambiare strategia. Non sarà facile, la penalità non gliela posso dare probabilmente in nessun caso. Ma porca. Ok, vediamo un po' come possiamo fare. Dai! Dai! Vai fuori dalla linea, vai fuori dalla linea. Maledetti. Maledetti, sti quasi forti, fioi. Dobbiamo capire come fare. Anche se hanno fatto una, diciamo, una American Cup, una Louis Vuitton Cup di merda, sono comunque tra i più forti in assoluto, quindi guarda che bella poi. New Zealand, Toyota, ciao. Adesso il mio obiettivo è buttarli fuori rotta, cioè. Ok, qua c'è la pre-start. Ho detto che speravo di cazzare la penalità all'inizio. Era un po' impensabile purtroppo. Cerchiamo di capire quanto lontani siamo. Se chiaramente loro dai! Sarà lunga sta regata, ragazzi, sarà molto lunga. E devo sfruttare questo. Lui non può girare, se gira poi io ho la priorità. Ok. Vai veloce però. Ok, partiremo con tutti e due con molto ritardo. Devo studiare bene questa lettera, che posso andare alla cazzo. Vabbè, partiti. Sa anche New Zealand, se New Zealand perde è sicuramente fuori dai giochi, quindi noi abbiamo ancora forse una minima chance, ma non lo so. Siamo in vantaggio, però è chiaro. Partiremo in vantaggio, forse, in partenza. Sarà molto lunga sta regata, Devo fare il match perfetto. Match race. Siamo partiti, ragazzi, parte la penultima regata per il sottoscritto. (10 secondi di ritardo per Emirates Team New Zealand).
Sarà una regata durissima, raga. C'è poco vento, condizioni non ideali per il Cume. Attento, come devi controllare bene il vento, porca trota. Adesso devi pompare, veneziano, devi pompare. Siamo in vantaggio ancora. Ma non ci sono penalità, non c'è niente, quindi è chiaro che sarà durissima. Però abbiamo fatto una partenza intelligente a mio parere, nel senso ho cercato di portarlo più fuori rotta possibile in modo che non potesse girare, cioè fuori rotta, il più lontano possibile dalla partenza. Per poi insomma, se lui si girava, si virava, si cagava la penalità, allora sono partito prima. Però occhio, sto già recuperando a sbrega. Hanno uno scafo e un equipaggio di prim'ordine, ragazzi, ce lo sappiamo. Ne siamo consapevoli. Che bello sto gioco, ragazzi, di una meravigliosità quasi inaudita, quasi inaccettabile. Sto cercando di chiudere le porte, Qua ho anche guadagnato in realtà, Stiamo calmi, stiamo calmi. Che regata strana, raga. È regata iper strana, se così si può dire. Lasciatevela questa terminologia. Qua dobbiamo veramente fare la regata della vita. Ok. Dai, che gli sto fregando la traiettoria. Benissimo, benissimo. Perfetto. Qua guadagno ancora. Forse. Vediamo la prima boa, come giriamo. I neozelandesi sono più indietro di me in classifica incredibilmente, veramente in difficoltà il team. E però insomma sappiamo che Emirates e New Zealand sono veramente delle bestie, quindi è un caso che si trovano là. Sarebbe un altro trofeo per il canale del Cume, arrivare già in semifinale sarebbe già un mini trofeo, vincere l'American's Cup. Ci sono mai riuscito su questo gioco, un po' come Alpine Ski Racing, cerchiamo di farcela insieme. Sarebbe bello proprio con Luna Rossa. Ok. Ho perso tanto qua, 20 secondi. ,20 di vantaggio che sono già diminuiti secondo me, purtroppo. Sarà una regata fino all'ultimo, tiratissima. Loro non sbaglieranno niente, quindi sappiamo che questo è abbastanza objective. Lasciatemelo questo inglese. Fino in semifinale sono arrivato al massimo, però non ero con la rossa, ero proprio con New Zealand.
Ho io la priorità teoricamente, io sono nella mia traiettoria, devono loro girare, speriamo che sia così. Yes, stanno girando loro. Però hanno guadagnato tanto, adesso però in velocità, adesso però io la velocità. Boom, guarda come sto andando, guarda come stiamo volando, dai cazzo. Mamma mia, sto rischiando della penalità adesso, però la sto rischiando io, loro non lo so. Mamma mia ragazzi, lei è dura, lei è dura. Almeno siamo in boa. 8 minuti di sofferenze atroci. Loro tentano l'altra boa a sto punto. Hanno capito che quella è roba mia. Cosa stanno facendo? Dai che forse perdono tempo. Ok. Siamo pari. Ho perso, mamma mia. Ho perso troppo, solo 6 secondi di vantaggio adesso. Non ci voleva proprio questa. Bravi, già forti, c'è poco da fare. I neozelandesi sono forti, il computer ci dà che siamo leggermente in vantaggio, ma poca roba. Mamma mia. Siamo nel punto più lontano adesso, siamo lontanissimi, lontanissimi con le barche ma vicini con il cuore e la testa. Ci stiamo giocando veramente tutto. Due grandissime imbarcazioni, equipaggi incredibili. Poi c'è lo skipper veneziano. Loro virano adesso, noi dobbiamo ancora aspettare un attimo, andranno in vantaggio secondo me. E adesso speriamo. Il compito ci dà ancora leggermente in vantaggio, ma non lo so. Infatti Emirates, New Zealand passa in testa. Lo sapevo. Bisogna capire di quanto. Madonna, ci stiamo giocando tutto in sta regata. Mamma mia. Dai Come, dai. Sono più vicini alla bolla, bisogna capire se noi siamo più veloci, l'unica speranza è quella. Ma non mi sembra. Il computer dà ancora in vantaggio Emirates. Sì, hanno un buon vantaggio e giustamente non... Madonna. Siamo messi nella maniera peggiore in assoluto. Dobbiamo stare attenti noi alle manovre. Ma vaffanculo, vai. Neozelandesi di merda. Vanno un po' lunghi, sì, vabbè, niente di che comunque. Mamma mia, un secondo di vantaggio. Un secondo di vantaggio per Emirates New Zealand, non che credo.
Regata bellissima, però sono in vantaggio loro. Dai, che fanno la cagata. Sì, mi stanno massacrando adesso. Ciao, figlio. Ho paura che... Ma... a questo punto devo anticiparli nella virata a tutti i costi. Non ho alternative, devo fare così. E sperare. E adesso vediamo. Non ci siamo, gaffemo. Non ce la facciamo, raga. È ufficiale. Vaffanculo, anche i neozelandesi maledetti. E non per tanto, sogno forse sta per svanire. Peccato. Io sto provando a prendere la via più lunga, ma con una velocità secondo me più maggiore. Dai, uno sforzo. Uno sforzo, dai. Dai. No, beh, ce la fa anche di parecchio. Bravi loro. Di poco, ma perdo. Tabacca. E adesso speriamo in una sconfitta clamorosa degli altri, non lo so. Siamo quarti. No, quinti. Ciao. Finisce qua purtroppo. La facciamo perché dovevamo farla, però è andata. Purtroppo è andata. La prossima la proveremo con mascalzone latino. Vabbè, non c'è più possibilità, anche vincendo quest'ultima regata è finita. Vabbè. Questa è la realtà. Che bello. Penalità per i francesi. Quello che dovevo fare con i neozelandesi.
Questa è la vita, beh. Questa è la fottutissima vita. Ma sti qua sono scandalosi. Non dovrei avere problemi a vincere. Peccato però, quei 2 punti persi con Sociolosa mi sono costati tanto. Per me se vinciamo chiudiamo qui. Ed è la beffa forse più atroce della storia, però vabbè. Accettiamolo con amore. La vita è anche questa, beh. La vita è così, la vita è così. Na 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 na. Parararara. Diciamo che è stato giusto provare con una rossa. Se vinciamo con una scalazione latino, da questo punto di vista c'è ancora più soddisfazione, visto che sono più scarsi. Solo che magari non vincere per una posizione dà un po' fastidio. Occhio, partenza di merda. Ok. Come falsa partenza. No, vergognosa sta cosa, ma no, ma dove? Mai visto una roba del genere. Falsa partenza, incredibile. Ah, bene. Vabbè, non sono più con la testa, normale. Giriamo la seconda boia, siamo a 18 secondi. Però sì, una regata, come si dice, purtroppo plagiata dal fatto. Intanto abbiamo fatto una penalità che non sarei mai aspettato loro non da scontare. Però sapere già di essere fuori è chiaro che ti butta un po' giù. Questo è poco ma sicuro. Peccato veramente, perché le possibilità erano incredibili di andare in semifinale. Una rossa fortissima. Ripeto, abbiamo fatto un errore, perdere con Sociolosa, ma non giocavo da 3 anni, 2 mesi, 15 giorni. Purtroppo Ciccia. Hai capito? Ah, Dio mio. Ok raga, siamo il giro di boa per Arriva, o Areva, adesso non so la pronuncia, onestamente non me la ricordo. Solo fanno sta cazzo di penalità. Girano anche bene, cazzo. Va bene. Bravi. Quanto devo stare attento. Ma che regata di merda. A questo punto vado così e vaffancuore. Loro stanno scontando la penalità. Siamo ancora indietro, Fei. Mamma mia. Non siamo ancora davanti, vai. Bene. Sono quelle cose della vita che mi danno soddisfazione. Il computer ci dà ancora dietro, Che belle cose. Speravo di finire almeno, insomma, decentemente, invece neanche quello.
Male, male, male. Siamo in svantaggio ancora di parecchio. Mamma mia, che figura. Va bene, dai. Chiudiamo. Abbiamo cominciato con 2 sconfitte. Finiamo con 2 sconfitte. In centro, grandi prestazioni. Ce lo facciamo bastare, dai. Questa è una bella palestra per la prossima, che ci vogliono arrivare bene con Mascalzone. Dovrebbe essere in vantaggio, però adesso mi sembra. No, ancora no, è incredibile. Una penalità? Sì, sì, che bello. Ah, dai, pazienza. Pazienza. Siamo anche davanti in realtà. Solo che lui ha meno strada. Vediamo se ce la facciamo a beffarli alla fine, non credo. La luna rossa è leggermente in vantaggio. Sì! Vinco alla fine per niente. Yes! La sensazione finale almeno. Vai, dai, pazienza. Purtroppo alle semifinali c'è BMW Oracle, desafio spagnolo, Emirates Team New Zealand e Mascalzone latino. Finisce così, ragazzi, per 2 punti solo. Prepariamo già la prossima. Sempre tattica media. Vediamo la ML. Size scarsi. BMW Oracle. Solo la rossa alla fine è tra le migliori. O proviamo ad andare, proviamo veramente con ML. Vabbè, però non so, uno spinnaker osceno. O se no, ragazzi, proviamo con desafio spagnolo. Proviamo con gli spagnoli, dai, che sono tutti medi, dai. Perché non siamo forse ancora. Cioè, già ci abbassiamo. Vai. Ok. Proviamo la seconda con desafio, poi torneremo con una rossa. Prossima gara contro più 39. Ok. Raga, sotto il comando delle donne veneziane purtroppo è andata male con una rossa, ma prometto che torneremo anche con loro. Come si dice, l'obiettivo è cercare di provarle magari anche tutte, anche quelle più scarse, quando siamo veramente forti. Raga, sotto il comando delle veneziane. Ciao!